Tutti contro le decisioni della Giunta regionale del Veneto in materia di sanità. Non solo le associazioni che raggruppano le strutture private accreditate, quelle che forniscono prestazioni sanitarie in convenzione, ma anche la FIMG, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, i pediatri di libera scelta, la CUSP, il sindacato Branche a Visita e anche il Tribunale del Malato. Il nuovo piano sociosanitario, le nuove schede ospedaliere sostengono, affossano l'assistenza in Veneto. I cittadini già quest'anno hanno dovuto pagare il 30% in più per visite ed esami. Una crociata che punta ad informare i pazienti sulle conseguenze della riforma sanitaria regionale, che per chi la contesta ha solo il sapore di una manovra elettorale. Da sempre ANISAP, l'organizzazione che rappresenta l'80% degli ambulatori in convenzione, evidenzia come la sanità sia un terreno di spartizione di consensi politici a Palazzo Balbi. Sì, assolutamente, perché da 2 anni a questa parte sono completamente mancate tutte le relazioni istituzionali, le relazioni con le associazioni e i sindacati rappresentativi del settore, che hanno titolo, capacità e anche giuridicamente possono farlo e devono farlo. Poiché si pensa di fare a meno di noi e poi i provvedimenti che escono sono provvedimenti ingiustificabili nei loro obiettivi, sono assolutamente ingiustificabili, noi allora abbiamo deciso di dire appunto basta, e quindi parteciperemo alla campagna elettorale semplicemente con una campagna trasparente. Scettici anche i medici di famiglia, il nodo dell'assistenza sanitaria secondo la riforma, ma il sistema territoriale non può funzionare se non si crea la rete adeguata. Se non si ha preparato il territorio in modo tale che sia in grado di ricevere e sostenere il nuovo carico, penso che non si potrà andare da nessuna parte, il che significa automaticamente un disservizio per il cittadino. Quindi FIMG rappresenta semplicemente un richiamo alla Regione per un'attenzione rispetto al cittadino che in questo momento manca. Incomprensibile non sfruttare la collaborazione tra pubblico e privato, una risorsa già disponibile. La possibilità è quella di un'integrazione tra pubblico e privato, perché noi come Tribunale abbiamo l'interesse che i cittadini stiano bene, che i cittadini possano trovare le risposte immediate, che le liste di attesa siano basse, che ci sia professionalità e sia qualificazione degli interventi. Su questo piano, se il privato agisce all'interno delle regole del pubblico, ma viva!